Pace del Signore a tutti, benvenuti al nostro culto Adorarti. Io vi invito ad alzarvi in piedi per cominciare il nostro culto questa sera. Tu che oggi sei venuto qua, sei una persona fortunata, perché io credo che Dio questa sera abbia un messaggio per la tua vita. E tu potevi essere in molti altri posti, ma oggi ti sei ritrovata qua. Solo che noi non crediamo nella fortuna, noi non crediamo nelle coincidenze, noi crediamo che c'è un Dio che guida le nostre vite. E per questo motivo io voglio cambiare la mia frase, dico: tu non sei una persona fortunata, ma tu sei una persona benedetta dal Signore. Puoi dire alla persona di fianco a te: tu sei benedetto dal Signore. Se tu oggi sei qua perché Dio ha guardato verso di te, si è rallegrato con te, si è rallegrato col tuo cuore e ha deciso di portarti qua questa sera per darti un messaggio di rinnovamento, per darti un messaggio di gioia e perché no, per darti un messaggio di salvezza. Quindi questa sera preghiamo il Signore perché Lui possa manifestarsi in mezzo a noi con la sua gloria, con la sua potenza, con la sua allegria, che è la nostra forza. Preghiamo insieme invocando il nome dell'Eterno sulla nostra Chiesa questa sera. Amen. Padre, nel nome di Gesù noi vogliamo per prima cosa adorarti, Signore, con questa preghiera, ricordandoci, Signore, che a te noi dobbiamo ogni cosa, per prima la nostra vita, la nostra famiglia, ogni nostra giornata, ogni nostro risveglio. Vogliamo ringraziarti, Signore, perché oggi tu ci hai permesso di essere qua per vivere una serata di comunione, una serata di gioia, una serata di adorazione a te. Signore, ti chiediamo di rendere la nostra adorazione perfetta a te, un'adorazione gradita a te, che possa salire a te come un sacrificio di profumo soave. Ma ti chiediamo, Signore, che anche che tu possa, Signore, questa sera darci una parola di conforto perché ha bisogno di conforto, una parola di rinnovo perché ha bisogno di rinnovo, una parola di forza, di esortazione per chi ha bisogno di una spinta nella sua vita. Signore, tu conosci i nostri cuori, tu sondi i nostri cuori, tu conosci le nostre menti e tu sai di cosa ognuno di noi ha bisogno. Per questo io ti chiedo, lascia il nostro cuore aperto, lascia la nostra mente sensibile a sapere che ciò che questa sera tu ministrerai è una parola per noi, è una serata per noi. Ricevi ogni nostra lode, ogni nostra adorazione, a te che sei il Re dei Re, a te che sei l'unico vero Dio. Noi vogliamo darti ogni gloria questa sera e per questo ti chiediamo, Padre, ricevi la nostra adorazione nel nome di Gesù. Amen. Si aprono i cieli, si sente un suono celestiale. Unite le voci di un popolo che vuole adorare.
cielo adora e tutti grida che tu sei santo, la terra canta, il cielo adora e tutti grida che tu sei santo. Tu sei santo, Signore, tu sei Cieli, si sente un suono celestiale. Unite le voci di un popolo che vuole adorare. Il Spirito di Dio è libero di muoversi qui. Che allegri sta di vedere la Chiesa unita ad adorare. Sentiamo la terra canta, il cielo adora e tutti che tu sei. che tu sei santo, la terra canta, il cielo adora e tutti grida che tu sei santo, la terra canta, il cielo adora e tutti grida che tu sei santo, la terra canta, il cielo adora e tutti grida che tu sei santo. Gli angeli insieme a noi Cantiamo. cantiamo ad una sola voce. Cantiamo al Signore. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, Santo. Alza la tua voce, dichiari. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una Che solo tu sola sei voce. santo. Che solo tu sei santo. Santo. Che solo tu sei santo, Gesù. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, Santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, Santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, Santo. La terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. La terra
sei santo. Noi ci intronisiamo, Gesù. Vogliamo innalzare il tuo nome, vogliamo esaltare il tuo nome, vogliamo dichiarare che tu sei santo, degno di essere adorato questa sera, Padre. Signore, togli ogni distrazione dalla nostra mente, Signore. Togli, Signore, ogni cosa che non sta funzionando in noi questa sera, Padre. Togli, Signore, ogni disturbo che abbiamo portato da fuori, Padre, perché noi possiamo, Signore, essere liberi per dichiarare che tu sei santo, essere liberi per innalzare il tuo nome, glorificarti, Signore, perché tu sei santo. Cantiamo ancora una volta. La terra canta, il cielo e tutti gridano. E tu sei santo, solo tu sei santo. Il cielo adora E tutti gridano che tu sei santo. la terra canta, il cielo adora, che tutti gridano che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora, che tutti gridano Che tu sei santo. Grazie, Signore, della tua presenza. Grazie, Signore, perché tu sei qui. Grazie, Signore, per la tua bontà e per la tua misericordia. Noi ti innalziamo, Padre, ti adoriamo, ti glorifichiamo, Signore. Rendiamo a te la nostra lode, la nostra adorazione, Padre. Nel nome di Gesù, Signore. Amen. Amen, alleluia. Questa canzone che noi canteremo adesso dice così: lottiamo con un'arma di fede. Io voglio che tu alzi la tua mano così. Dice: io ho una spada sulla mia mano. Io ho una spada che non combatto da solo. Non combatto da solo. Io ho un Dio che combatte per me. Io ho un Dio che combatte per me. Io voglio che tu canti questa canzone pensando a questo, che tu hai un'arma di fede. Tu devi credere che quando tu combatti, il Signore combatte insieme a te. Tu devi dichiarare questo sulla tua vita, che quando tu ti inginocchi per entrare in guerra spirituale, il Signore sta combattendo per te. Tu hai un'arma, questa arma si chiama fede, la fede in Dio. Eu voglio che tu canti questa canzone dichiarando così e credendo che Dio sta combattendo insieme a te. Noi ti adoriamo, Signore, noi ti adoriamo, noi ti adoriamo. Non distrarti, Spirito Santo. Alleluia, cantiamo. Lottiamo con armi di fede e niente ci resisterà finché lo adoriamo. E tutte le difficoltà, il nostro Dio le vincerà, noi lo adoriamo. Cominciamo dall'inizio, dichiari: lottiamo con armi di fede. La Chiesa, lottiamo. Il nostro Dio
noi lo adoriamo, perché Lui è vittorioso, è nella tempesta sei, suo nome è infallibile, i regni cambiano, ma Dio non cambia mai, suo nome è immutabile. L'inferno non trionferà, dichiari nulla ci impedirà. Noi lo adoriamo e anche le mura cadranno, le catene si spezzeranno finché lo adoriamo. Vittorioso è nella tempesta sei, suo nome è infallibile, i re cambiano, ma Dio non cambia mai, suo nome è immutabile, vittorioso è nella tempesta sei, suo nome è infallibile, i regni cambiano, ma Dio non cambia mai, suo nome è immutabile. Immutabile, tu sei immutabile, Gesù, immutabile, e non c'è nessuno che sia pari a te, tu sei immutabile. Come un tono impetuoso di un potente e grandioso è, chi venga al cielo, noi dichiariamo più potente e grandioso è, come un tono impetuoso di un potente e grandioso è, chi venga al cielo, noi dichiariamo più potente e grandioso è, come un tono impetuoso di un potente e grandioso è, chi venga al cielo, noi dichiariamo più potente e grandioso è. Tu sei grandioso, vittorioso è nella tuo nome, i regni
nome, Dio. Tuo nome è vittorioso. Tu sei in ogni momento con noi. E non importa la situazione, tu sei con noi. Tuo nome Spirito Noi ti ringraziamo, Signore, noi ti ringraziamo, Padre. Noi ti ringraziamo, Signore, per questa Chiesa riunita ad adorarti, Signore. Noi ti ringraziamo, Padre. Il nome di Dio è immutabile. È immutabile. E il nome di Dio è Yahweh, colui che è. E quindi se il nome di Dio ci dice che Lui è, significa che Lui esiste. Esiste nella tua vita, esiste nella tua casa, esiste in questa chiesa. Quanti stanno sentendo Dio questa sera in questa chiesa? Quanti stanno sentendo la sua presenza, il suo spirito? E questo perché il suo nome è immutabile. Questo perché Lui è colui che è. E è qua in mezzo a noi questa sera. Solo che la Bibbia ci dice anche questo: cercate il Signore finché lo si può trovare. Lui è e Lui c'è. Lui è qua questa sera, Lui è presente nella tua vita, Lui è presente in mezzo alla tua famiglia. Ma affinché tu possa sentire questo Dio, possa sentire la sua presenza viva, tu devi cercarlo. Tu devi cercarlo. Tu devi ricercare la sua presenza. Tu devi ricercare il suo volto. Tu devi chiedergli, invocarlo: Dio, 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 vieni qua. Gesù, presentati a me ancora una volta. In questo modo tu potrai sentire questo Dio, che Lui c'è, Lui c'è, Lui non è mai andato via. Forse tu pensi oggi: dov'è Dio nella mia vita? Dio non è andato via. Dio è colui che è e Lui è presente nella tua vita. Forse tu pensi: dov'è Dio in questa mia situazione, in questa mia condizione, in questa mia condizione di salute, in questa mia condizione finanziaria, in questa mia condizione sentimentale, in questo mio matrimonio, nella vita dei miei figli? Dov'è Dio? Dio non è mai andato via. Dio c'è, il suo nome è immutabile, è Yahweh, è colui che è. Ma aspetta a noi cercare Dio finché lo si può trovare. E il momento in cui lo si può trovare è oggi. È oggi. È oggi. Che questa sera tu possa arrenderti veramente a Lui con il tuo cuore, con la tua mente. Che tu possa far venire meno ogni ostacolo, ogni impedimento che nella tua vita ti impedisce di sentire questa presenza di Dio e di vederlo vivo nella tua vita, di vederlo vivo in mezzo alle mura di casa tua, di sentirlo presente qua questa sera. Che ogni ostacolo possa cadere e che tu possa venire a lodare con tutto il tuo cuore, in spirito e in verità, colui che è. Amen. Amen.
Facciamo un applauso allora a Dio, perché Lui è qua che sta sentendo questo applauso. Lui è colui che è qua in mezzo a noi e sta sentendo ogni adorazione, ogni lode che ogni cuore sincero sta portando a Lui questa sera. Io vi chiedo di sedervi pochi minuti. Non darò avvisi oggi. I giovani sanno che hanno un compromesso, se non sbaglio il 28 maggio, con il loro studio induttivo, il 28 maggio, giusto? Quindi i giovani già sanno del loro compromesso. Questa sera però voglio presentare semplicemente i visitanti. Oggi ci visitano Renita, giusto? Spero di pronunciare correttamente, e Paolino, che sono lì dietro. E ci visitano Ederson, Pedro e Fabiana, giusto? Che sono sempre lì. Che cosa può dire la Chiesa? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Amen. Qui siete benvenuti oggi, siete sempre benvenuti, e il nostro desiderio per ogni persona che questa sera ci sta visitando è che possiate tornare a casa con un po' dello Spirito Santo che stiamo sentendo qua in mezzo a noi questa sera. Amen. Vogliamo anche fare un altro annuncio oggi prima di riprendere ad adorare al nostro Dio. Io vorrei invitare qua sopra con me la nostra sorella Fabrizia. Amen. Nella lettera ai Colossesi Paolo, verso la fine della lettera, nei saluti finali, dice una cosa alla chiesa che si trova a Colosso e dice: sta per arrivare da voi un certo Marco. Avete ricevuto degli ordini precisi su di lui. Quando arriverà da voi, accoglietelo, perché lui è un mio collaboratore. Questo è soltanto uno dei tanti passaggi della Bibbia in cui Paolo raccomanda un suo collaboratore a una chiesa che va a visitare. Oggi noi abbiamo già parlato con gli operai della chiesa, abbiamo già concordato all'unanimità. La nostra sorella Fabrizia è arrivata in questa chiesa già da diversi mesi con una carta di raccomandazione nella quale c'era scritto che lei è diaconessa della casa del Signore. L'avete già vista tanto lavorare in questi mesi, nonostante non fosse ancora stata riconosciuta, si è subito messa all'opera in tantissimi lavori che abbiamo fatto qua in chiesa, e oggi vogliamo riconoscerla davanti a tutta la chiesa come diaconessa della chiesa ADM Verona. Amen? Possiamo fare un applauso? E Fabrizia, possiamo fare anche una preghiera per lei, perché Dio possa ogni giorno capacitarla in questo nuovo incarico che le ha dato da fare per la sua casa e per i suoi fratelli, per le sue sorelle. Amen. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento vogliamo mettere davanti a te la vita della nostra sorella Fabrizia, che oggi stiamo riconoscendo come diaconessa della tua casa, qualcosa che tu hai già consacrato, Signore, che tu hai già reso santo, hai già separato per il tuo servizio. Ti chiediamo, Signore, ogni giorno di capacitarla, Signore, di darle discernimento, di rendere forte la sua testimonianza e il tuo spirito dentro di lei, affinché possa portare molto frutto in questa casa e un frutto che rimanga. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ci alziamo in piedi, allora facciamo una preghiera per le nostre decime, per le nostre offerte, dopo torniamo ad adorare al nostro Signore.
Tu che questa sera hai portato la tua decima, tu che hai portato la tua offerta, la tua primizia, hai la libertà di portarla alla casa del Signore. Troverete là dietro la missionaria Katia con il POS. Tu che oggi vuoi dare la tua offerta in questo modo, come sempre, non è un modo per chiedere più soldi, assolutamente no, è un modo per avere la comodità. Tu che oggi sei uscito di casa senza 2 euro da portare in chiesa e oggi ti senti nel cuore di portare i 2 euro, puoi darli anche in questo modo. Se ti senti nel cuore di portare 1000 euro, nessuno ti fermerà, ma anche i 2 euro vanno bene. Amen. Preghiamo insieme per consacrare le nostre decime, le nostre offerte, ma ancora di più per benedire le nostre case, le nostre famiglie. Padre, nel nome di Gesù, noi vogliamo pregarti questa sera affinché, Signore, tu possa consacrare ogni decima, ogni offerta che viene portata alla tua casa. Signore, ti chiediamo che tutte le entrate, Signore, della tua casa possano essere usate al meglio per la tua opera, Signore, per la tua gloria e per il tuo onore. E ti prego, Dio, questa sera, benedici ogni famiglia che è qua presente, che tu possa entrare in ogni casa con la tua pace, con la tua serenità, con la tua allegria, con la tua prosperità, Dio, conforme alla tua volontà. Benedici ogni famiglia e ogni persona, Signore, che è qua presente, nel nome di Gesù. Amen. Dio per noi combatte, accanto a noi sarà. Lui quel giorno ha vinto, sì ha vinto già. Non saremo smossi, chi ci fermerà? Gesù, tu sei qui, portando i nostri pesi, ci ha dato libertà. Lui quel giorno ha vinto, sì ha vinto già. Non saremo smossi, chi ci fermerà? Gesù, tu sei qui, io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me, sono libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò che vivi in me, guarito sono nel nome di Gesù. Dio per me combatte, accanto a noi sarà. Lui quel giorno ha vinto, sì ha vinto già. Non saremo smossi, chi ci fermerà? Portando i nostri pesi ci hai dato libertà. Lui quel giorno ha vinto, sì ha vinto già. Non saremo smossi, chi ci fermerà? Gesù, tu sei qui. io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me, sono libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò che vivi in me, guarito sono nel nome di Gesù. Battiamo le mani. Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà. Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà,
combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà. Più per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me, son libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò che vivi in me, guarito sono nel nome di Gesù. Alleluia. Noi ti adoriamo, Signore. Amen. Siamo arrivati al momento della parola. Quanti sono pronti per sentire la parola del Signore questa sera? Quanti hanno un terreno fertile dentro di loro? In quanti lo Spirito Santo ha già preparato un luogo dove seminare la parola questa sera? Amen. Allora voglio invitare qua il pastore Paolo Pereira, il nostro ospite di questa sera. Amen. Ho già presentato il pastore Paolo nelle settimane precedenti. Per noi lui non è semplicemente un ospite questa sera. Per noi lui è una risposta, una conferma a preghiere fatte per mesi e mesi. Oggi lui è qua con noi finalmente, dopo tanto tempo che avevamo programmato questa visita, e questa sera sono sicuro che parlerà ai cuori di tanti di noi. Per questo quello che io ho chiesto al Signore, sia prima che in questi giorni, è che ognuno di noi possa avere oggi un cuore veramente aperto a ricevere la parola di Dio. Amen. Girati verso la persona di fianco a te e digli così: questa parola non è per te, questa parola è per me. Amen. Allora se è per te oggi, dai tutta la tua concentrazione, tutto quello che hai alla parola di Dio. Facciamo una preghiera. Io ti chiedo di stendere la tua mano verso il pastore Paolo e ripetere con me così: Pastore Paolo, lasciati usare da Dio. Amen. Grazie. Puoi prendere il posto per piacere. Dopo io voglio provare a parlare italiano qualcosa piccola. Carissimo, pace del nostro Signore Gesù. Voglio ringraziare a tutto il cuore a Dio per questo, mi ha concesso ancora questo regalo di essere in mezzo a voi, questa meravigliosa chiesa. Come sta il mio italiano? Si fa capire? Nel quale ho sentito tanto cosa bella di questa chiesa. Ho avuto il privilegio di conoscere il vostro pastore Enrico, in cui ci ha collegato con la stessa visione del regno di Dio. E oggi sono grato a Dio, ringrazio il pastore Enrico e tutti i collaboratori per l'invito e per la fiducia datami. Per me è un privilegio, sono molto contento di essere qua in mezzo a voi. Volevo prima di tutto far vedere, ho avuto un problema, ho portato la foto della mia famiglia, perché è normale, tutta parte che vado mi piace
far vedere la mia famiglia che ancora in questo momento sto pregando per questo momento, per questa riunione, ma non è possibile. E posso far vedere la nostra chiesa. Sì. Questa è una chiesa che io sono stato come pastore 12 anni, ho cominciato il lavoro, ricordo, era io, mia moglie, ancora qualcuna persona, è stato nel tempo principale in Zurigo 15 anni, qua 12 anni come pastore, e il Signore ha dato la grazia di andare avanti, di discipulare persone e crescere nella volontà del Signore. Per me è una gioia essere qua, adesso vou finire con il mio italiano. Quante persone qua parlano portoghese? Lasciami vedere. E dove? Quasi tutto parla portoghese. Então, é que ela Gabriela, grazie Gabriela per venire. Gabriela vai me tradurre questa sera. E sto molto contento per questo. Andiamo a fare una preghiera insieme. Vamos alzare il nostro posto, quello che può. Facciamo una preghiera per questo momento. Volevo pregare già in portoghese, dopo Gabriele starà con noi in questo momento. Obrigado, Senhor, por esta noite. Grazie Padre per questa sera. O Senhor prometeu, Senhor, onde 2 ou 3 reunidos no Teu nome, Tu estarias presente, Senhor. Hai promesso che dove 2 o 3 fossero riuniti nel Tuo nome, Tu saresti stato là. E dou grato a Ti de todo o meu coração, Senhor, pela Tua presença nesse lugar. Sono grato con tutto il mio cuore per la Tua presenza in questo posto. Senhor, não viemos aqui para passar tempo mais ou participar de teatro ou qualquer coisa. Non siamo venuti qua per passare un tempo, per partecipare di qualsiasi cosa. Chegamos aqui porque temos o nosso coração aberto a Ti, com desejo de conhecer-Te melhor, Senhor. Siamo qui con il cuore aperto, con il desiderio di conoscerti meglio, Signore. Fala-nos nesta tarde. Parla con noi questa sera. Senhor, dá graça a Teu servo para falar. Signore, dacci grazia per parlare. Dá-nos ouvidos atentos para ouvir a Tua voz. Dacci un udito attento per udire la Tua voce. Tu és fiel. Tu sei fedele. Para Ti nada é impossível. Per te niente è impossibile. Em nome de Jesus Te agradecemos. In nome di Gesù ti ringraziamo. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem tomar os vossos lugares. Obrigado. Potete sedervi, grazie. Que maravilha. Che bello. Pode vir aqui, Vidino. Está ali. Oh, scusa. Ok, então essa eu tenho. Tá ótimo, tá bom. Ok, então tá bom, tá ótimo, perfeito. Ok. Existem dias nas nossas vidas que são muito, muito, muito especiais. Esistono giorni nella nostra vita che sono molto, molto speciali. São dias onde temos a chance de ter encontro verdadeiro com Deus. Sono giorni in cui abbiamo la possibilità di avere un vero incontro con Dio. São dias onde Deus quer entrar na nossa vida, mudar o rumo da nossa vida. Giorni in cui Dio vuole entrare e cambiare la nostra vita. São dias onde a nossa história pode ter uma outra realidade. Giorni in cui la nostra storia può avere un'altra realtà. Vemos na Bíblia tantos exemplos de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. Vediamo nella Bibbia tanti esempi di persone che sono state trasformate con il potere di Dio. Queridos, o que vocês estão vendo aqui na frente hoje, Ciò che state vedendo qua oggi, eu só estou aqui porque Deus teve misericórdia com a minha vida. io sono qui perché Dio ha avuto misericordia della mia vita. No final, eu vou dar um pequeno testemunho da minha caminhada. Alla fine darò una piccola testimonianza della mia camminata. Recordam de Paulo, o apóstolo Paulo, que antigamente era Saulo. Mi ricordo di Paolo, l'apostolo Paolo, che prima era Saulo. Saulo era um perseguidor dos cristãos. Saulo era un perseguitore dei cristiani. Andava tentando bloquear que os cristãos pudessem avançar com o evangelho. Cercava di bloccare i cristiani che avanzavano con il Vangelo. Mas chegou o dia que ele teve encontro real com Jesus. Ma è arrivato il giorno in cui ha avuto un vero incontro con Dio. Sua vida nunca mais foi a mesma. La sua vita non è mai stata mai più la stessa. Também hoje, nesta noite, nessa tarde, Deus quer ter encontro
especial com cada um de nós. E questa sera Dio vuole avere un incontro speciale con ognuno di noi. Talvez você chegou aqui porque alguém te convidou, Forse sei arrivato qui perché qualcuno ti ha invitato, mas eu quero te dizer nessa noite, você não está aqui por acaso. ma voglio dirti che non sei qui per un caso, Você chegou aqui porque Deus te trouxe a esse lugar. ma sei arrivato qui perché Dio ti ha portato qui. Jesus te ama. Gesù ti ama. Escuta bem essa frase. Ascolta questa frase. Jesus te ama. Gesù ti ama. Isso é para crentes e não crentes, sabia disso? Questo è per credenti e non credenti, sapete? Muitas vezes nós como crentes devemos ouvir esta voz. Molte volte come credenti dobbiamo udire questa voce. Jesus nos ama. Gesù ci ama. Deus quer ter um encontro real, decisivo com cada um de nós. Dio vuole avere un incontro reale e decisivo con ognuno di noi. Mas depende da nossa atitude. Ma dipende dal nostro comportamento. Se Deus pode fazer algo na nossa vida ou não. Se Dio può fare o no qualcosa nella nostra vita. Vemos isso também na vida de uma pessoa que eu vou falar nessa noite, Jairo. Vediamo questo anche nella vita di Gairo. Jairo era um dos principais da sinagoga. Gairo era uno dei principali della sinagoga. Pessoa muito conhecida, uma posição muito alta na sociedade. Una persona molto conosciuta e alta nella posizione della società. Aparentemente parecia que ele já tinha tudo, tinha conquistado tudo. Apparentemente sembrava che avesse già conquistato tutto. Mostrava que era uma pessoa completamente feliz. Mostrava essere una persona completamente felice. Mas vemos que na vida de Jairo ele também não tinha tudo. Ma vediamo che nella sua vita lui non aveva tutto. Porque a ele lhe faltou o mais importante. Perché lui mancava il più importante. E aí chegou o dia decisivo na vida de Jairo. E lì è arrivato il giorno decisivo nella vita di Gairo. Foi o dia que mudou a vida dele, mudou a história dele, mudou a sua família. Il giorno in cui ha cambiato la sua vita, la sua storia, la sua famiglia. E vamos ler juntos como começou esse dia, em Marcos capítulo 5, versículo 21 a 24. E leggiamo insieme come è iniziato in Marco capitolo 5 dal 21 al 24. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou aos seus pés. Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e una gran folla si radunò attorno a lui ed egli stava presso il mare. Ecco venire uno dei capi della sinagoga chiamato Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E lo pregò con insistenza dicendo: la mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva. Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. O que vemos nessa passagem? Cosa vediamo in questo passaggio? Vemos que Jesus se preocupa com cada um pessoalmente. Vediamo che Gesù si preoccupa personalmente con ognuno di loro. Temos lido no versículo 21 que havia uma grande multidão. Nel versetto 21 dice che c'era una gran folla. Ali estavam pessoas, todas elas queriam algo de Jesus. C'erano persone che ognuna di loro voleva qualcosa da Gesù. Podemos imaginar ali que tinha enfermos, paralíticos, coxos, leprosos. Possiamo immaginare che c'erano malati, paralitici, lebbrosi, Muitas necessidades. molte necessità. Pessoas com todo tipo de necessidades. Persone con ogni tipo di necessità. Podemos dizer que Jesus ali tinha muito o que fazer. Possiamo dire che Gesù aveva molto da fare lì E ele estava muito ocupado. ed era molto occupato. Não se podia imaginar que agora Jesus iria ter tempo de visitar uma menina enferma. Non si poteva immaginare che Gesù avrebbe avuto il tempo di visitare una bambina malata. Queridos, mas no meio dessa grande multidão, Ma in mezzo a questa gran folla, mesmo que muitos não entenderam, anche se molti non capivano, Jesus se preocupou por uma menina. Gesù si è preoccupato di una bambina. Jesus não passa de lado desta necessidade dessa criança. Gesù non lascia stare la necessità di questa bambina. Queridos, eu gostaria de dizer algo. Cari, mi piacerebbe dirvi qualcosa. Cada de nós Ognuno di noi é importante para Jesus. è importante per Gesù. Você pode crer nisso? Puoi credere in questo? A tua necessidade não passa de lado por Jesus. La tua necessità non passa inosservata da Gesù. Você é importante para Deus. Tu sei importante per Dio. Amém? Amen. Glória a Deus. Pode ficar livre de dizer amém. Amém significa eu creio, assim. Pode ficar livre de compartilhar e juntos nessa pregação. Amém? Sei libero di dire amen, significa io credo e sei. Talvez tu estás aqui Forse sei qui
Talvez ninguém conheça a tua necessidade, o que você tem passado. Forse nessuno conosce la tua necessità, quello di cui hai bisogno, Mas Jesus conhece você pessoalmente. ma Gesù ti conosce personalmente. Queridos, a estatística do mundo diz que no mundo ao redor agora tem mais de 8 bilhões de pessoas. Le statistiche dicono che ci sono più di 8 miliardi di persone. Mesmo assim, E anche così, Jesus olha para você Gesù ti guarda como você fosse a única pessoa deste mundo. come se fossi l'unica persona di questo mondo. Isso é muito forte, Questo è molto forte, porque muitas vezes esquecemos desses detalhes. perché molte volte ci dimentichiamo di questo dettaglio. Tu és precioso, tu és preciosa para Deus. Sei prezioso, preziosa per Dio. Somos tão importantes que Ele enviou seu Filho para pagar pela nossa culpa. Siamo così importanti che ha inviato suo figlio per pagare per le nostre Que colpe. culpa é essa? Che colpa è questa? A palavra diz é o pecado La parola dice che è il peccato que nos separa de che ci Deus. separa da Dio. Em Romanos 5,12 diz: por um homem entrou o pecado, entrou a morte, e a morte passou a todos, porque todos pecaram. Romani 5,12 dice: perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Também Romanos 3,23 confirma: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Anche Romani 3,23 conferma: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Mas aí vemos algo interessante: Ma lì vediamo qualcosa di interessante. separados de Deus, Separati da Dio, mas o amor infinito de Deus. ma l'amore infinito di Dio. Deus enviou Jesus por cada um de nós, Dio ha inviato Gesù per ognuno di noi. porque diz que o amor tão grande, E dice che è un amore così grande. o amor que está escrito em João 3,16, Amor muitos que- conhecem esse versículo, Amore che è scritto in Giovanni 3,16 che molti conoscono. porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Podemos imaginar esse valor que cada um de nós tem para Deus? Possiamo immaginare questo valore che ognuno di noi ha per Dio. Deus deu tudo, Dio ha dato o tutto, mais precioso, il più prezioso, seu Filho Jesus, suo figlio Gesù, para morrer na cruz, per morire in croce, pelos meus pecados, pelos teus pecados, per i miei e i tuoi peccati, pelas minhas culpas, pelas tuas per culpas. le mie e le tue colpe. Hoje Deus está falando pessoalmente para ti. E oggi Dio ti sta dicendo personalmente. Hoje é o dia que Deus quer mudar completamente a linha, a origem, a história da tua vida. Oggi è il giorno in cui Dio vuole cambiare completamente la tua storia. Não te esqueça, Non dimenticarti. no meio de tantas pessoas, In mezzo a tante persone, Jesus está olhando para você. Gesù ti sta guardando. Vemos outro ponto tão importante. Abbiamo un'altra cosa così importante. No final do versículo 22, temos lido que Jairo se prostrou aos pés de Jesus. Alla fine del versetto 22 vediamo che Jairo si è prostrato ai piedi di Gesù. Jairo se humilhou Si è umiliato perante Deus. davanti a Dio. Imagina este homem importante, Immagina così importante. dos principais da sinagoga, Uno dei principali della sinagoga. conhecido na cidade, uma posição alta, Conosciuto nella società, una posizione alta. provavelmente bem vestido. Probabilmente vestito bene. Este homem deixou de lado toda a sua posição. Quest'uomo ha lasciato da parte tutta la sua posizione. Ele deixou de lado toda a sua riqueza. Da parte la sua ricchezza. Ele deixou de lado toda a sua honra. Tutto il suo onore. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Si è gettato ai piedi di Gesù. Este homem reconheceu que tudo aquilo que ele alcançou na sua vida, Ha riconosciuto che tutto ciò che aveva raggiunto nella sua vita, tudo aquilo que ele alcançou, tutto ciò che aveva raggiunto, nada disso podia trazer vida para sua filha. niente di questo avrebbe potuto portare vita a sua figlia. Jairo reconheceu que todos os bens desse mundo Ha riconosciuto che tutti i beni di questo mondo eram tão pequenos e sem valor erano così piccoli e senza valore perante aquele que nos dá a vida. davanti a colui che ci dà vita. O próprio Jesus diz em João 14,6: Proprio Gesù dice in Giovanni 14,16: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Jesus é o caminho. Gesù è il cammino, É o único que nos dà a vida. è l'unico che ci dà vita. Jairo reconheceu essa incapacidade. E Jairo ha riconosciuto questa incapacità, Reconheceu a sua pequenez. ha riconosciuto la sua Se essere humilhou piccolo, si è umiliato perante aquele que era o único davanti a colui che era l'unico que tinha o poder de salvar. che aveva il potere di salvare. Imagino que essa atitude de humildade, Immagino che questo comportamento di umiltà queridos, tocou
o coração de Deus. ha toccato il cuore di Dio. Porque nessa situação, Perché in questa situazione, com aquela grande multidão ao redor, con quella gran folla attorno, com muitas outras coisas que Jesus podia ter feito, con molte altre cose che Gesù avrebbe potuto fare, Jesus olhou para este homem Gesù ha guardato quest'uomo e decidiu ir até a sua casa. e ha deciso di andare fino a casa sua. Queridos, quando chegamos a Deus com atitude de humildade, Quando arriviamo da Dio con un comportamento di umiltà, tocamos o coração de Deus. tocchiamo il cuore di Dio. Sabia disso? Lo sapevate? Sabe por quê? Sapete perché? Porque a Bíblia diz em Tiago 4,6 algo muito forte. Perché la Bibbia dice in Giacomo 4,6 Deus, qualcosa di molto forte. Deus resiste aos soberbos, Dio resiste ai superbi, mas dá graça aos humildes. ma dà grazia agli umili. Amém? Amen. Muitas vezes é o orgulho que nos impede de recebermos bênção, ajuda de Deus. Molte volte è l'orgoglio che ci impedisce di ricevere aiuto da parte di Dio. Quantas vezes necessitamos ou queremos resolver tudo com as nossas próprias forças? Quante volte vogliamo risolvere tutto con le proprie forze? Queremos permanecer no controle de tudo. Vogliamo rimanere nel controllo di tutto? Queremos mostrar às outras pessoas que somos fortes, Vogliamo mostrare alle altre persone che siamo forti? que podemos superar todas as situações. Possiamo superare tutte le situazioni? E se torna difícil E de diventa se humilhar difficile. perante a Deus. Umiliarsi davanti a Dio E dizer, Deus, e dire Dio, necessito de Ti. ho bisogno di te. Necessito da Tua força, necessito da Tua ajuda. Ho bisogno della tua forza, del tuo aiuto, Necessito da Tua sabedoria. della tua sapienza. Necessito que Tu guies a minha vida, Senhor. Ho bisogno che guidi la mia vita. Necessito de Você todo o tempo, Senhor. Ho bisogno di te in tutto il tempo, Signore. Sem Ti nada posso fazer. Senza di te non posso fare niente. Jesus mesmo falou em João 15,5. Gesù stesso ha detto in Giovanni 15, Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Jairo reconheceu isso. Jairo ha riconosciuto questo. Foi essa atitude de humildade que tocou o coração de Deus. È questa attitudine di umiltà che ha toccato il cuore di Dio. Mas a história não termina aqui. Ma la storia non finisce qua. Enquanto Jesus estava caminhando junto com Jairo, Mentre Gesù stava camminando insieme a Jairo, chegou uma mulher que tinha um fluxo de sangue. è arrivata una donna che aveva flusso di sangue. Imagina, essa mulher, 12 anos, Immagina questa donna da 12 anni. tinha dado todos os seus bens, nada adiantava, nada adiantou. Aveva dato tutti i suoi beni e niente era servito. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ma lei ha sentito parlare di Gesù. E ela só disse: o dia que eu pelo menos tocar na bola do seu vestido, serei curada. E lei ha detto: il giorno in cui toccherò solamente il lembo del vestito di Gesù, io sarò curata. Essa mulher, no meio de toda a multidão, Questa donna in mezzo alla folla tocou nas vestes de Jesus. ha toccato le vesti di Gesù. Muitos conhecem essa passagem, ela foi completamente curada. Molti conoscono questo passaggio, lei è stata completamente curata. Ela tocou no manto de Jesus. Ha toccato le vesti di Gesù. Também aqui Jesus tirou tempo para uma mulher necessitada. E anche qui Gesù ha riservato un tempo per una donna che aveva necessità. Sabia que Jesus não se deixa estressar? Sapete che Gesù non si lascia stressare? Ele parou no seu caminho, Lui si è fermato nel cammino, se preocupou por uma pessoa. si è preoccupato di una persona. Eu posso imaginar Jairo nessa situação ao lado de Jesus, Posso immaginare Jairo nella situazione di fianco a Gesù, porque ele estava preocupado, impaciente, perché era preoccupato, impaziente, porque ele sabia que a situação da sua filha era grave. perché sapeva che la situazione di sua figlia era grave. Talvez ele começou a duvidar. Magari ha cominciato a dubitare. Será que Jesus esqueceu da minha situação? Sarà che Gesù si è dimenticato della mia situazione? Será que Jesus vai chegar a tempo para dar saúde para minha filha? Sarà che Gesù arriverà in tempo per dare salute a mia figlia? Lemos isso agora no versículo 35 e 36 do nosso texto de Marcos. Leggiamo nel versetto 35 e 36 di Marco. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas o mestre? Mentre egli parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo: tua figlia è morta, perché incomodare ancora il maestro? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente.
Ma Gesù, udito quel che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto continua ad aver fede. Não temas, crê somente. Non temere, credi soltanto. Diga para a pessoa que está ao teu lado, não temas, Dì alla persona crê che sta accanto a te, somente. non temere, ma credi soltanto. Não temas. Non temere. Eu não sei com a situação que você chegou essa noite, essa tarde nesse lugar, Non so nelle situazioni in cui sei arrivato oggi in questo luogo, mas Jesus te diz nesse momento, Deus te diz nesse momento, não temas. ma Não Gesù ti temas. dice in questo momento: non temere. Crê somente. Credi soltanto. Crê somente. Credi soltanto. Jairo tinha recebido a pior notícia que um pai pode receber, sabia? Jairo aveva ricevuto la peggior notizia che un padre può ricevere. Quantos aqui têm filhos? Quanti qua hanno figli? Você imagina a notícia, Puoi uma notícia immaginare mais dura, mais triste. una delle notizie più dure e più tristi. A tua filha está morta. Tua figlia è morta. Em outras palavras, In altre parole, Jairo agora acabou. Jairo adesso è finito. Agora acabou. È finito. Não existe mais esperança. Non esiste più speranza. Não adianta em procurar mais. Non serve più cercare. Não continua a esperar em Deus. Non continuare a sperare in Dio. Deus esqueceu de você. Dio si è dimenticato di te. Jesus chegou tarde. Gesù è arrivato tardi. Jairo, deixa tudo. Jairo, lascia tutto. Palavras têm poder, sabia? Parole hanno potere, sapevi? Palavras têm poder. Le parole hanno potere. No sentido positivo, como também no sentido negativo. Nel senso positivo, ma anche negativo. Já chegaram para você pessoas com palavras negativas Sono già arrivate da te persone con parole negative que tentaram parar o teu caminho com Deus? che hanno provato a fermare il tuo cammino con Dio. Já escutou palavras que te intimidaram tanto Hai già sentito parole che ti hanno intimidato così tanto que você ficou paralisado? e sei stato paralizzato? Já recebeu notícias que no momento você ficou desanimado? Hai già ricevuto notizie che sul momento ti hanno disanimato? Tinha desejo de deixar tudo? Che avevi voglia di lasciare tutto? Queridos, eu creio que todos nós já passamos por momentos assim. Cari, credo che ognuno di noi ha già passato per momenti così. Talvez hoje, neste lugar, Forse oggi in questo luogo tem pessoas que estão passando por circunstâncias difíceis. ci sono persone che stanno attraversando situazioni Tu difficili. tens orado, Hai pregato, tem buscado a presença de Deus hai cercato la presenza di Dio e até agora não viu o resultado. e fino ad ora non hai visto risultati. Pelo contrário, as coisas ficaram pior Al contrario, le cose sono peggiorate e tu está pensando de abandonar tudo. e stai pensando di abbandonare tutto. Mas eu creio que as palavras de Jesus não foram só para Jairo. Ma credo che le parole di Gesù non sono state solo per Jairo. As palavras de Jesus também é para cada um de nós nessa noite. Le parole di Gesù sono per ognuno di noi questa Não sera. temas, crê somente. Non temere, ma credi soltanto. Não temas, crê somente. Non temere, ma credi soltanto. Jesus declarou essas palavras no momento mais escuro na vida de Jairo. Gesù ha dichiarato queste parole nel momento più buio della vita di Jairo. O pior que poderia acontecer, Il aconteceu. peggio che poteva succedere è successo. O que Jairo mais temia aconteceu. Quello che Jairo più temeva è successo. Não tinha um sofrimento maior, não tinha uma dor maior. Non c'era sofferenza o dolore più grande, Mas foi neste momento ma è stato in questo momento que Jesus falou: che Gesù ha detto: não temas, crê somente. non temere, ma credi soltanto. Queridos, eu não conheço a tua situação, Caro, io non conosco la tua não situazione, conheço o teu sofrimento, nem a tua dor. non conosco la tua sofferenza o il tuo dolore, Mas uma coisa eu sei: ma una cosa so, como Jesus estava com Jairo, come Gesù era con Jairo, Jesus está contigo também. Gesù è anche con te. Jesus está contigo também. Gesù è anche con te. Talvez você está me acompanhando agora pelos meios sociais, pela mídia. Forse mi state seguendo per le social Talvez media. esteja isolado num lugar triste, abandonado, se sentindo abandonado, Forse ti sei sentito abbandonato, se sentindo esquecido. stai sentendo dimenticato. Deus te diz: Dio ti dice: não temas, non temere, crê somente, credi soltanto. crê somente. Credi soltanto. Jesus tinha o controle da situação de Jairo. Gesù aveva il controllo della situazione di Jairo Ele também tem o controle da tua situação. e anche il controllo della tua situazione. Sabia disso? Lo sapevi? Tem o controle. Ha il controllo. Mas vamos olhar como terminou a nossa história. Ma guardiamo com'è finita la nostra storia. Versículo 37 até o 42. Versetto 37 al 42. E não permitiu que alguém o seguisse
a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa dos principais da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e planteavam. E non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne che a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero a casa del capo della sinagoga, ed egli vide una gran confusione e gente che piangeva e urlava. E entrando disse-lhes: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele. E entrou onde a menina estava deitada. Entrato disse loro: perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. Ed essi ridevano di lui. Ma egli li mise tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò là dove era la bambina. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E presala per mano le disse: Talita cum, che tradotto vuol dire ragazza, ti dico alzati. Subito la ragazza si alzò e camminava, perché aveva 12 anni, e furono subito presi da grande stupore. Aqui Jesus nos dá uma grande lição. Qui Gesù ci dà una grande lezione. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Nei momenti più difficili della nostra vita é decisivo com quem estamos juntos. è decisivo con chi siamo insieme. Primeiro Jesus mandou embora toda a multidão, Prima Gesù ha mandato via tutta la moltitudine, toda aquela multidão que estava caminhando. tutta la folla che stava camminando. Ele só deixou continuar com ele Pedro, Tiago e João. Ha lasciato che continuassero con lui solo Pietro, Giacomo e Giovanni. E na casa de Jairo ele mandou embora todas aquelas pessoas que estavam chorando pela menina. E nella casa di Jairo ha mandato via tutti quelli che stavano piangendo per la bambina. Aquelas pessoas que gozaram quando ele disse que a menina só dormia. Quelle persone che hanno riso quando hanno detto che la bambina dormiva. Finalmente, junto com os pais, Finalmente insieme ai genitori entrou no quarto só Jesus, Pedro, Tiago e João. sono entrati nella stanza soltanto Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni. E ali nesse quarto com poucas pessoas, E lì in quella stanza con poche persone o poder ilimitado de Deus se manifestou. il potere illimitato di Gesù si è manifestato. É onde estava a morte, entrou a vida. E dove stava la morte è entrata la vita. Porque para Deus tudo é possível. Perché per Dio tutto è possibile. Tudo é possível. Tutto è possibile. Onde estava a morte, entrou a vida. Dove c'era morte è entrata vita. As pessoas presentes eram as pessoas que acreditavam em milagres. Le persone presenti erano persone che credevano nei miracoli. Hoje, eu creio que também aqui no nosso meio tem pessoas que acreditam em milagres. Oggi credo che qui ci sono persone che credono in miracoli. Alguns. Alcuni. Eu creio em milagres. Io credo in miracoli. Muito tempo como pastor, Molto tempo come pastore. muitos anos, Molti anni. quase 30 anos. Quasi 30. Depois de quase mais de 25 anos de ministério, Quasi più di 25 anni di ministero. um dia eu estava lendo e meditando no livro de Atos dos Apóstolos. Un giorno stavo leggendo e meditando sul libro di Atti degli Apostoli. E eu lia, relia, voltava, relia. Não conseguia sair do livro de Atos. E leggevo, rileggevo e non riuscivo ad uscire dal libro degli Atti. E eu falava com Deus, falava: Deus, E dicevo con Dio: Dio, tantos milagres têm acontecido. tanti miracoli sono accaduti. Vemos na tua palavra. Vediamo nella tua parola. E eu vejo milagres acontecer com outras pessoas. E io vedo miracoli che accadono ad altre persone. Eu falei: Senhor, eu quero também ver milagres acontecer. Eu creio em milagres. E ho detto: Gesù, anch'io voglio vedere, io credo in miracoli. Eu creio como está essas passagens que está na Bíblia. Io credo come in questi passaggi della Bibbia. E saí daquele lugar. E sono uscito da quel luogo. Eu recordo que no próximo culto que eu tive, Mi ricordo che nel prossimo culto che avevo, eu estava pregando. stavo predicando. E depois eu estava saindo para fora. E dopo stavo uscendo fuori. Tínhamos orado, tínhamos terminado o culto. Avevamo pregato, finito il culto. Estava saindo para fora para ir para casa. Stavo uscendo fuori per andare a casa. Aí me parou uma senhora. E mi ha fermato una signora.
e falou: pastor, dá para orar por mim? E ha detto, pastore, puoi pregare per me? Eu falei: sim, claro. E ho detto, sì, certo. Ah, porque agora minha tia está em casa. Ah, perché adesso mia zia è a casa. Ela está muito mal. Sta molto male. Já faz dias que ela está acamada. Sono già giorni che è a letto. Os médicos não conseguem ver o que ela tem. I medici non riescono a scoprire ciò che ha. E ela queria tanto vir no culto, mas nem pôde vir. Está de cama em casa. E voleva tanto venire al culto, ma non può perché è a letto. Eu recordo que fizemos uma oração normal, nada de coisas específicas. Mi ricordo che abbiamo fatto una preghiera normale, niente di specifico. Uma oração só, Senhor, cura esta pessoa que está nesse momento. Una preghiera del tipo, Signore, cura questa persona. Estenda teu poder sobre esta vida, Senhor. Porta il tuo potere su questa vita, Signore. E despedi da irmã. E l'ho salutata. Isso ficou marcado no meu coração. E questo è rimasto segnato nel mio cuore. Aí fui para casa. E lì sono andata a casa. Quando eu cheguei em casa, Quando sono arrivata a casa, tocou o telefone. mi ha squillato il telefono. E essa jovem que tinha pedido para orar pela tia E questa giovane che ha chiesto preghiera per la zia veio correndo è venuta di corsa e falou: pastor, e ha detto, pastore, quando eu cheguei em casa, quando sono arrivata a casa, a minha tia la mia zia estava em pé, era in piedi, louvando a Deus, che lodava a Dio, acompanhando o culto, accompagnando il culto, e estava completamente curada. ed era completamente guarita. E aquilo me trouxe uma alegria tão grande. E quello mi ha portato un'allegria così grande. E depois dali começou. E da lì ha cominciato. E comecei a ver tantas coisas acontecer. E ho cominciato a vedere tante cose che accadevano. Tantas coisas. Tante cose. Esses tempos atrás, estava ministrando em Nápoles. In questi tempi stavo ministrando a Napoli Estava orando pelos enfermos. e stavo pregando per i E malati. pessoas nos acompanhando, como tem alguns nos acompanhando nesse momento. E persone che ci seguivano dalla live, come anche adesso. Estávamos orando pelos enfermos. E stavamo pregando per i malati. Deus tinha curado diversas pessoas. E Dio aveva curato molte persone. E de repente, pessoas estavam telefonando de casa para as pessoas que estavam no culto, E all'improvviso le persone della live stavano telefonando a persone del culto, dando testemunho que estava recebendo a cura e a benção em casa, no lugar onde eles estavam. dando la testimonianza che stavano ricevendo cura a casa dove erano. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Cari, cosa voglio dire con questo? Não quero dizer que eu sou melhor que você. Non voglio dire che sono migliore di te. Nós somos iguais. Noi siamo uguali. Somos filhos e filhas de Deus, Siamo figli e figlie no di qual Dio, Deus colocou um potencial na minha vida e na tua nel vida. quale Dio ha messo potenziale nella mia e nella tua vita. A igreja La Chiesa não cresce por um pastor ou por um líder. non cresce da un pastore o da un leader. A igreja cresce La Chiesa cresce quando cada um de nós quando ognuno di noi sabe do potencial que está dentro de nós. sa del potenziale che c'è dentro di E noi. você sai lá fora. E tu esci E fuori. você está com seus colegas de E trabalho. tu stai con i tuoi colleghi di lavoro. E você está com seus colegas na escola. E stai con i tuoi colleghi di scuola. E Deus te usa com uma palavra. E Dio ti usa con E una Deus te parola. usa com uma E oração. Dio ti usa con una E preghiera. Deus cura teu E Dio vizinho. cura il tuo vicino. A igreja começa a crescer. La Chiesa comincia a crescere. Essa é a vontade de Deus para a igreja de Verona e para você que está ouvindo essa Questa è tarde. la volontà di Dio per la Chiesa di Verona e per tu che ci ascolti questa sera. Não espera só dos casais dos pastores. Non aspettarti solo dai pastori. Deus quer usar você em Verona. Dio vuole usare Deus te a quer Verona. usar você com seus amigos. Dio vuole usare te Deus con quer i tuoi usar amici. você na tua casa. Dio vuole usare te a casa tua. Deus quer usar você com seus vizinhos. Vuole usare te con i tuoi vicini. Deus quer te usar. Vuole usarti. Amém? Amen. Glória a Deus. Gloria a Dio. Deus é fiel. Dio è fedele. Deus é fiel. Dio è fedele. Deus quer fazer coisas grandes na tua vida e não só na tua vida. Dio vuole fare cose grandi nella tua vita e non solo nella tua. Ele quer fazer coisas grandes através da tua vida. Vuole fare cose grandi attraverso la tua vita. Não te deixe influenciar por pessoas que gozam das coisas de Deus. Non lasciarti influenzare da persone che ridono delle cose di Dio. Não te deixam paralisar por palavras negativas. Não, não. Non lasciarti paralizzare da parole negative, no. Não te deixe intimidar por situações impossíveis. Non lasciarti intimidire da situazioni impossibili. Não permita que o orgulho possa impedir que Deus opere na tua vida. Non permettere che l'orgoglio impedisca ciò che Dio può fare nella tua vita. Assim como Jairo humilha-se perante a presença de Deus. Così come Jairo, umiliati nella presenza di Dio. E Deus vai te responder. E Dio ti risponderà. A história de Jairo e da sua família mudou. La storia di Jairo e della sua famiglia è cambiata. Assim como também Deus quer mudar a tua história. Così come anche Dio vuole cambiare la tua storia. Queridos, eu vou dar um pequeno testemunho.
Vi darò una piccola testimonianza E eu gosto de falar um pouquinho do meu testemunho. e mi piace parlare un po' della mia testimonianza. Sabe, quando nós falamos de nós, nosso testemunho é aquilo que Deus fez na nossa vida, Sapete quando parliamo un po' di quello che Dio ha fatto nella nostra vita? é tão importante. È così importante. Sabia disso? Sapete questo? Eu tive no Brasil com casas de negócios. Sono stato in Brasile con affari, negozi. Deus nos deu muitas finanças. Dio ci ha dato molte finanze. Inclusive, eu tinha já para entrar na universidade, para medicina, saí, deixei tudo por causa dos negócios. Io ero entrato anche all'università di medicina e ho lasciato tutto per affari. E ficamos bem, E siamo stati bene. e sentia bem. Mi sentivo bene. E eu dizia, E dicevo, o meu Deus il mio Dio é a minha carteira. è il mio portafoglio. E, sim, portafolio. Meu Deus é o meu portafolio. Il mio Dio è il mio portafoglio. Não preciso de Deus. Non ho bisogno di Dio. Olha o que eu tenho. Guardate cos'ho. Aí tinha uma pessoa, um jovem, E c'era un giovane, como esse jovem aqui assim. come questo giovane qua. E ele falava assim: eu estou orando pela tua vida. E lui diceva così, io sto pregando per la tua vita. Por isso que eu sei o que é o poder da oração. Per questo che io so qual è il potere della preghiera. Aí eu falava para ele: olha você, Io gli dicevo, guardati, com esse calor, com essa gravata, con questo caldo, questa cravatta. eu agora com esse carro, olha para onde eu vou. Io adesso con questa macchina, guarda dove vado. E eu dizia o que eu faria. Io dicevo ciò che avrei fatto. Ele falou: não importa, Paulo, E lui diceva, non importa Paolo, eu estou orando por você. io sto pregando per te. Um dia, Un giorno Deus vai transformar a tua vida. Dio trasformerà la tua vita. E Deus vai te usar. E Dio ti userà. Poder da oração. Potere della preghiera. Aí deixamos os negócios, viemos a Portugal, perdemos muito dinheiro. Abbiamo lasciato gli affari, siamo venuti a Portogallo, ho perso tanti soldi. E Deus deu uma volta e cheguei na Suíça. E ho fatto un giro e sono arrivato in Svizzera. De repente, estava na All'improvviso Suíça, ero in Svizzera, não sabia falar o idioma. non sapevo parlare la lingua. As pessoas, de repente, eu estava lavando panelas no restaurante. All'improvviso stavo lavando i piatti in un ristorante, Entrei em depressão. sono entrato in depressione. Há uns tempos atrás tinha tanta coisa Tempo fa c'erano tante cose e agora não tinha nada. e adesso niente. Entrei em depressão, Sono entrato in depressione, comecei a entrar no álcool ho cominciato a bere alcol, e entrei profundamente no álcool, profondamente nell'alcol, dependente do álcool. dipendente dall'alcol. E a minha mente depressivo, La mia mente era depressiva, pensamentos de suicídio, pensieri Costanti. di suicidio costanti. até que um dia, Finché un giorno, por isso que eu amo a Itália, até que um dia per questo io amo l'Italia, perché un giorno chegou uma pessoa è arrivata una persona italiana italiana que ele disse uma palavra a e mim. ha detto una parola per me. Eu não capiva italiano. Eu não entendia italiano. Non capivo italiano. Ele diz assim: Jesus te ama. E ha detto così, Gesù ti ama. Paulo, não tira a tua vida. Paolo, non toglierti la vita. Jesus te ama. Gesù ti ama. Foi essa palavra que Deus disse para mim. È stata questa parola che Dio mi ha detto. E por isso que eu digo essa palavra para alguém de vocês que está aqui nos visitando, para vocês que estão nos assistindo. Jesus te ama. E per questo dico a te o a chi ci guarda, Gesù ti Há ama. poder nessa palavra. C'è potere in questa parola. Jesus ama. Gesù ama. E eu peguei essa palavra, não conseguia dormir. E ho preso questa parola e non riuscivo a dormire. E eu fui visitar essa igreja Sono andata a visitare questa chiesa que se reunia um grupo italiano. in cui si riuniva un gruppo italiano. E eu sentei lá atrás, na última cadeira. E mi sono seduto là in fondo nell'ultima sedia. E eu olhava o pessoal levantar a mão, cantar, glória a Deus. E guardavo le persone che alzavano la mano, dare gloria a Dio. E eu falava, mas o que eles estão fazendo? E dicevo, ma cosa stanno facendo? Mas no fundo do meu coração, eu fiz um clamor a Deus. Ma nel profondo del mio cuore ho fatto un clamore a Dio. Eu falei, Deus, Ho detto, Dio, se tu existe mesmo, se tu esisti davvero, muda a minha vida. cambia la mia vita. Essa foi a minha oração. Questa è stata la mia preghiera. Senhor Jesus, muda a minha vida. Signore Gesù, cambia la mia vita. Fui embora. Sono andato via. Nada passou. Niente è successo. Não é que eu senti calores, fiquei coisa, nada. Fui embora para casa. Non è che ho sentito qualcosa di strano, niente, sono andato a casa. Quando eu cheguei em casa, Quando sono arrivato a casa, era qualquer coisa diferente.
era qualcosa di diverso. Eu comecei a cantar uma música. Ho cominciato a cantare una canzone. Talvez algum de vocês já ouviram isso. Magari alcuni di voi l'hanno già sentita. Chamava Mano della Mano con lui cammino. Si chiamava Mano della mano con lui cammino. Cantava assim, Mano della Mano con lui cammino. Era um coro assim. Era il ritornello così. E eu cantava essa música Io cantavo questa canzone o tempo todo. tutto il tempo. E eu fui para beber. E sono andato a bere. E Deus falou assim, não, você não tem que beber. E gli ho detto no, tu non devi bere. Eu já te libertei. Io ti ho già liberato. E pensei, eu falei, estou escutando vozes. E io ho pensato, sto sentendo le voci. E aí eu ia para fumar 3 maços de cigarros por dia. Lì andavo a fumare 3 sigarette o più al giorno. Havia paquetes fechados de cigarro. Un sacco di pacchi chiusi di sigarette. E fui para pegar o cigarro. E sono andata a prendere le sigarette. Senti a mesma voz. E ho sentito la stessa voce. Você não necessita mais fumar. Tu non hai più bisogno di fumare. Eu te libertei. Io ti ho liberato. Fui para tomar os medicamentos que eu tomava. Sono andato a prendere le medicine che prendevo. Comigo foi especial. Per me è stato speciale. Estou dizendo isso, mas se você toma medicamento, continua tomando seus medicamentos. Sto dicendo questo, ma se tu prendi medicine continua a prendere. A mim foi especial aquele momento. Il mio è stato speciale in quel momento. Porque era completo, Deus me fez completo. Perché Dio mi ha fatto completo. Ele falou, meu filho, eu já te curei. Mi ha detto figlio, io ti ho già curato. No outro dia, Nell'altro giorno eu amanheci. Eu mi sono svegliato. cantava Io cantavo. uma alegria Con un'allegria. e não parava. E non E smettevo. comecei a ler a Bíblia e só queria ler a Bíblia. Cominciavo a leggere la Bibbia e non volevo più smettere. E comecei a sair a evangelizar e falar para todo mundo aquilo que estava acontecendo na minha vida. E uscivo ad evangelizzare e raccontavo ciò che era successo nella mia vita. Aí foi o princípio da nossa igreja, que hoje se tornou uma igreja de latinos na Suíça. Ed è stato l'inizio della nostra chiesa là in Svizzera. Eu viajava para todo lugar, saía para todo lugar, Viaggiavo da tutte le parti, contando aquilo que Jesus fez na minha vida. Eu não sabia nada da Bíblia, raccontare ciò che Dio faceva. Io non sapevo niente mas eu della queria que Bibbia, todo mundo soubesse ma volevo che tutti o sapessero que Deus fez na minha vida. ciò che Dio ha fatto nella mia vita. Esse é um dos fatores que o diabo tem calado a boca de tantos crentes. Questo è uno dei fattori che il diavolo ha tappato la bocca a molti credenti. Receberam tantas bênçãos de Deus Hanno ricevuto tante benedizioni da Dio que ficam calados. e rimangono zitti. Deus quer que você dê testemunho de Jesus. Dio vuole che tu dia testimonianza di Gesù. Assim como Deus fez com a minha vida. Quantas pessoas que estão talvez do teu lado, na tua escola, na tua firma, Così come Dio ha fatto nella mia vita, quante persone nella tua scuola, nel tuo lavoro, que necessita ouvir. che hanno bisogno di sentire: Jesus te ama. Gesù ti ama. Posso fazer uma oração por você? Posso fare una preghiera per te? Eu perdi o medo de orar por pessoas. Ho perso la paura di pregare per persone. Antigamente eu tinha medo de orar para as pessoas. Nel passato avevo paura di pregare Eu per le falava, não persone. vai adiantar. Perché dicevo non servirà. Conhece isso? Conosci questo? Muitos cristãos conhecem isso. Molti credenti lo sanno. E Deus quer que você ora. E Dio vuole che tu preghi. Deus quer que você ora. Dio vuole che tu preghi. Deus quer que você diz, Senhor, tenha misericórdia. Dio vuole che tu dica: Signore, abbi misericordia. Cura esta pessoa. Cura questa persona. Restaura esta família. Restaura questa famiglia. Traz de volta esse jovem aos seus caminhos, Senhor. Porta di nuovo questo giovane nei tuoi cammini. Queridos, há poder nas nossas palavras. C'è potere nelle nostre parole. Tudo o que você diz, Tutto ciò che dici, há poder. c'è potere. Ou você pode amaldiçoar, mas você pode abençoar. Tu puoi maledire, ma puoi benedire. Deus é fiel. Dio è fedele. Glória ao nome do Senhor. Gloria al nome del Signore. Talvez você está aqui nessa tarde. Forse sei qui questa sera. Tem ouvido a palavra de Deus. Tem ouvido o que Deus fez na vida de Jairo. Hai sentito la parola di Dio, ciò che Dio ha fatto nella vita di Tem Jairo? ouvido o que Deus fez na minha vida. Hai sentito ciò che Dio ha fatto nella mia Hoje, vita? quando eu olho pregando a palavra de Deus. Oggi quando mi guardo predicare la parola di Dio, Hoje, quando eu vejo a igreja, eu vejo tudo que Deus tem feito. quando vedo la Chiesa, tutto ciò che Dio ha fatto, Eu falo, Deus. io dico: Dio, Deus me faz olhar para trás Dio mi fa guardare indietro e olhar, olha de onde você estava. e dire: guarda dove eri. Minha misericórdia sobre a tua vida. La mia misericordia è sulla tua vita. Deus tem misericórdia sobre a tua vida. Dio ha misericordia della tua vita. Deus quer te usar. Dio vuole usarti. Deus quer te levantar. Dio vuole Deus quer te alzarti. usar de uma forma sobrenatural. Dio vuole usarti in una maniera sovrannaturale. Não só líderes e pastores. Não Non só solo leader líderes. e pastori. Porque muitas vezes essa é a ideia que temos. Perché molte volte abbiamo questa idea. Que ensinamos muito na igreja. E Nós c'è tanto nella chiesa. ensinamos muito na igreja. Noi insegniamo tanto nella O Chiesa potencial il potenziale que as pessoas
tem de Deus. le persone hanno di Dio. Você é um chamado de Deus. Tu sei stato chiamato. Você é um escolhido de Deus. Sei stato scelto. Você é da uma Dio. escolhida de Deus. Sei scelta Não da Dio. importa a idade. Non importa l'età. Queridos, Cari, vou terminar já com isso, depois vamos falar. concluderò. Eu estava com 60 anos. Avevo 60 anni, Isso já faz alguns anos atrás. qualche anno fa. Quem olha, Mi guarda. muitas pessoas falam, pastor, você não tem 60 anos. Molte persone dicono, pastore, non hai 60 anni. Eu com 60 anos, Io con 60 anni eu cheguei para Deus e falei, Deus, sono arrivato da Dio e ho detto, Dio, eu já tenho 60 anos. ho già 60 anni, Já fiz tanto. ho fatto tanto. A igreja cresceu. La Chiesa è cresciuta. Tu podias me usar mais, Senhor, quando eu era mais jovem. Potevi usarmi di più quando ero più giovane. Agora eu tenho 60 anos. Adesso ho 60 anni. Aí eu senti a voz de Deus me falando, E io sentivo la voce di Dio che diceva, meu filho, figlio mio, até agora fino ad ora você estava na minha escola. tu eri nella mia scuola. Agora eu começo. Adesso io inizio. Com 60 anos, Con 60 anni. Deus começou a abrir tantas portas. Io ho iniziato ad aprire tante porte. Hoje estou viajando quase não sei quantos países, tantos lugares que Deus está abrindo portas. Oggi viaggio in tantissimi paesi in cui Dio apre porte. Programa de televisão que Deus abriu. Programmi televisivi che Dio ha Tantas aperto. coisas. Tante cose. E eu falo, meu Deus. Io dico, mio Dio. Quero dizer essas palavras, sabe por quê? Para dirvi queste aquelas parole. pessoas que têm um pouco certa idade e falam, Deus já não me pode usar. A queste persone che hanno una certa età e dicono, Dio non può usarmi. Deus pode usar. Dio può usare. Deus quer usar você. Dio vuole usare te. Aonde você está? Dove stai? Como você está? Come stai? Deus é fiel. Dio è fedele. Vamos levantar dos nossos lugares, Ci por alziamo per gentileza. favore. Que privilégio estar aqui hoje em Verona com o pastor Enrico, pastora Andreia. Não esqueço mais o nome dela, que é o nome da minha filha maior. Che privilegio stare qua con il pastore Enrico e Andrea. Non dimentico più il nome di Andrea perché è il nome di mia figlia. Deus está aqui conosco nessa tarde. Dio è qua con noi questa sera. Queridos, não saia daqui como entrou. Cari, non uscite da qua come siete entrati. Deus tem plano com a tua vida. Dio ha dei piani per la tua vita. Eu queria pedir algo nesse momento. E vorrei chiedere una cosa in questo Se momento. pudesse nesse momento para você tirar os olhos daqui da frente de nós, Se puoi in questo momento togliere lo sguardo da qua da noi, abaixar a tua fronte e fechar os teus olhos. abbassare la testa e chiudere gli occhi. São só esses momentos, alguns minutos, segundos. Solo alcuni momenti, qualche secondo. Porque são momentos especiais que Deus quer falar com cada um de nós. Perché sono momenti in cui Dio vuole parlare con ognuno di noi. Jesus te ama. Gesù ti ama. Talvez você já ouviu do Evangelho, já até frequentou a igreja, Forse hai già sentito nel Vangelo, hai già frequentato una chiesa, mas nunca deu um passo falando Jesus. Nunca Ma- deu um passo ma falando non hai mai dato un Jesus. passo dicendo Gesù, Muda a minha vida. cambia la mia vita, Muda a história da minha vida. cambia la storia della mia vita. Eu quero que tu entres na minha vida. Voglio che entri nella mia vita, Que seja o Senhor da minha vida. che tu sia il Signore della mia vita, Seja o meu amigo, meu companheiro. mio amico, compagno. Jesus entra na minha vida. Gesù entra nella mia vita. Se você é uma dessas pessoas que nunca entregou tua vida a Jesus, Sei una di quelle persone che non ha mai consegnato la vita a Gesù e hoje você está aqui e fala assim, não, eu quero fazer esse passo. e oggi sei qua e dici no, io voglio fare questo passo. Você não vai ter que vir aqui à frente. Non devi venire qua davanti, Nem ninguém vai te ver. nessuno ti vedrà. Comigo também foi assim, só você e Deus no lugar onde você está. Anche con me è stato così, solo io e Dio nel luogo in cui stai. Diga só para Deus, Dì a Dio, Senhor, eu estou aqui. Signore, io sono qui. Eu sou essa pessoa. Sono questa persona. Levanta a tua mão do lugar onde você está Alza la mano dal luogo in cui sei e depois pode abaixar. e puoi abbassare. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus Dio vi abençoe. benedica. Deus abençoe. Dio vi benedica. Isso, pode abaixar. São Pode diversas abaixar. pessoas. Também você que estão nos assistindo nesse momento, Anche voi che ci state guardando in questo momento, do lugar onde você está. dal luogo in cui sei. Talvez você está no seu salão, está no leito de hospital, Forse stai in salotto, in letto talvez está no d'ospedale. teu carro. Forse sei in macchina. Você pode dizer nesse Tu momento, puoi dire in questo momento, Jesus entra na minha vida. Gesù entra nella mia vita. Eu quero fazer uma pequena oração com vocês, com essas pessoas que levantaram a mão. Voglio fare una piccola preghiera con queste persone che hanno alzato la mano. E vamos orar todos juntos como igreja, também? E possiamo pregare tutti insieme come chiesa, Apoiando essas pessoas. appoggiando queste Você persone. não tem que vir aqui à frente. Non devi venire qua davanti. Isso que me impacta. Questo che mi colpisce, Porque do lugar onde você está, perché dal luogo in cui sei, Deus transforma a tua vida hoje. Dio trasforma la tua vita oggi. Diga comigo, Senhor Jesus. Ripeti con me, Signore Gesù. E a igreja repete toda junta, apoiando essas E la chiesa tutti pessoas. insieme ripete appoggiando queste persone. Senhor Jesus, Signore Gesù,
Entra na minha vida. entra nella mia vita, Perdoa os meus pecados. perdoni i miei peccati. Hoje Oggi eu me decido io mi decido consegno. a entregar a minha vida a Ti, Senhor. Io decido di consegnare la mia vita a te, Signore. Obrigado, Jesus, Grazie Gesù, porque Tu foste na cruz por mim. perché sei stato nella croce per me. Entra na minha vida. Entra nella mia vita, Muda o rumo da minha vida. cambia la storia della mia vita. Seja o Senhor da minha vida. Sii il Signore della mia vita. Seja o meu maestro, Sii il mio maestro, o meu amigo, il mio amico, o meu companheiro. il mio compagno. Obrigado, Jesus, Grazie Gesù por este momento, per questo momento, pela minha salvação. per la mia salvezza. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Momento. Neste momento, In questo momento há uma alegria enorme no céu. c'è un'allegria enorme nel cielo. Há alegria neste momento aqui também em Verona. C'è allegria in questo momento anche qua in Verona. Então dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Potete applaudire forte al Glória ao Signore. nome do Senhor. Gloria al nome del Signore. Deus é fiel. Dio è fedele. Deus é fiel. Dio è fedele. Deus é fiel. Dio è fedele. Obrigado, Jesus. Grazie Gesù. Glória ao nome do Senhor. Gloria al nome del Signore. Te adoramos, Rei. Ti adoriamo, Re. Glória a Deus. Gloria a Dio. Alguém enfermo no nosso meio? C'è Pessoas que qualcuno di malato? Se tem, se não tem, mas se tem, se você fala, tem uma enfermidade no meu corpo, eu gostaria que orasse por mim. Se tu dici sono malato, mi piacerebbe ricevere una preghiera. Você também não precisa vir à frente, pode ficar no lugar onde está. Anche qua non devi venire davanti, puoi stare nel posto in cui sei. Alguém enfermo? C'è qualcuno malato? Ok. Alguém que tem família enferma nesse momento em casa? C'è qualcuno che ha un familiare malato a casa? Ok. Vamos fazer o seguinte agora. Facciamo questo adesso. Pessoas que estão enfermas aqui nesse momento, aqui na sala agora, levanta a tua mão. Le persone assim. che sono malate qui, in questo Isso. posto oggi, alzate la mano. Necessita que Deus te toque, não importa a origem da tua enfermidade. Hai bisogno che Dio ti tocchi, non importa la malattia. Mantenha a mão levantada em você. Mantieni la mano alzata. Agora eu queria pedir para algumas pessoas crentes que estão aqui, que vê essas pessoas de mão levantada, por favor, chega ao lado dela e coloca a mão sobre ela. E adesso vorrei chiedere ad alcuni credenti che vedono queste persone con le mani alzate, andate da loro. Isso, sai do teu lugar rapidamente. Não... Uscite dal posto. Isso, pode colocar a mão do lado, tá bom? Potete Pessoas que mettere estão la no- mano di fianco. Isso. Por favor. favor. Isso é importante. Questo è importante. E vamos orar juntos. E preghiamo insieme. Não importa a enfermidade. Non importa la malattia. Pai, em nome de Jesus, Padre, in nome di Gesù, sabemos que Tu estás aqui, Senhor. sappiamo che sei qui, Signore. Tu és fiel. Tu sei fedele. Tua palavra La diz: tua parola dice: Eu sou o Senhor que te sara. io sono il Signore che ti guarisce. Eu sou o Senhor que perdoa todas as tuas Io iniquidades sono il Signore che perdona tutti i tuoi e peccati que sara todas as tuas doenças. e che guarisce le tue malattie. Tu estás aqui, Senhor. Tu sei qui, Signore. Obrigado, Deus, que Tu toca no nosso corpo, nesse Grazie, enfermo, Dio, nesta noite. che tocchi nel nostro corpo, nelle malattie questa sera. Pai, em nome de Jesus, Padre, in nome di Gesù, eu venho contra toda dor, io vengo contro tutto il dolore, toda enfermidade, tutta la malattia, doenças nas pernas, na cabeça, malattie nelle gambe, nella testa, no peito, nos braços. nel petto, nelle braccia, Em nome de nel Jesus. nome di Gesù. Obrigado, Jesus, que Tu coloca em ordem Grazie Gesù che tu metti in ordine todos os membros do corpo. tutti i membri delle corpo. Pai, em nome de Jesus, In nome di Gesù, veias entupidas, vene, enfermidades bacterianas, infermità, batteri, alergia, allergie, enfermidades psicológicas, infermità psicologiche, enfermidades nos olhos, infermità negli occhi, cegueira, miopia, cataratas. cecità, miopia, catarata. Pai, em nome de Jesus, Padre, in nome di Gesù, em nome de in Jesus, nome di Gesù, ordenamos agora que essas enfermidades percam força em nome de Jesus. vogliamo adesso che queste infermità percano la forza. Exaltamos o Teu nome, Senhor. Esaltiamo il tuo nome, Signore. Enfermidade nos ouvidos, Infermità nelle orecchie, nas articulações, nelle articolazioni, artrites, artroses. artrite, artosi. Em nome de In Jesus, nome di Gesù,
Em nome de In Jesus. nome di Gesù. Toda enfermidade Tutte le infermità que se seque pela raiz. che si secchi nella radice. Saia desses corpos em nome de Jesus. Esci da questi corpi in nome di Gesù. Isso não é um pedido. Questo non è una richiesta. Isso é uma ordem. Questo è un ordine. Em o nome de Nel Jesus. nome di Gesù. Declaramos. Dichiariamo. Cristo é o Senhor. Cristo è il Signore. Cristo é o nosso médico. Cristo è il nostro medico. Obrigado, Jesus. Grazie, Gesù. Que tu está passando por aqui. Che stai passando per di qua. Que aquilo que tu fizesse com a filha de Di Jairo, quello che hai fatto con la figlia di Jairo. restaurando aquela criança, Restaurando quella bambina. tu está também curando nesse momento, nesta tarde. Stai guarendo in questo momento. Obrigado, Jesus, Grazie Gesù. pelo teu poder. Per il tuo potere. Em nome de Jesus. In nome di Gesù. Tu és fiel. Tu sei fedele. Em nome de In Jesus. nome di Gesù. Amém. Amen. Amém. Amém. E amém. Amen. Glória ao nome do Senhor. Gloria al nome del Signore. Glória a Deus. Gloria a Dio. Glória a Deus. Gloria a Dio. Eu creio. Pode tomar os vossos lugares, obrigado. Potete sedervi, grazie. Eu creio que Deus curou pessoas nesse lugar. Credo che Dio ha guarito persone in questo luogo, Ou pessoas que vão estar indo para casa. o persone che andranno a casa, Como aqueles leprosos que saíram da presenza de Jesus. come quei lebbrosi che sono usciti dalla presenza di Gesù. Eles saíram da presença de Jesus leprosos. Sono usciti dalla presenza di Gesù lebbrosi. E no caminho, E nel diz a palavra de cammino, Deus, dice la parola di Dio, que eles reconheceram que a lepra desapareceu. e hanno riconosciuto che la lebbra era sparita. Por isso eu queria pedir a cada pessoa, Per questo volevo chiedere ad ogni persona, no próximo culto, nel prossimo culto, entra em contato com o pastor. entra in contatto con il pastore. Se Deus te curou, Se Dio ti ha curato, se Deus fez algo no seu corpo, se Dio ha fatto qualcosa nel tuo corpo, dá testemunho para a glória de Deus. dai testimonianza per la gloria di Não Dio. para exaltar pastores. Non per esaltare pastori. Fala, pastor, eu quero dar testemunho. Di pastori, io voglio dare testimonianza. Deus fez algo na minha vida. Dio ha fatto qualcosa nella mia O vita. testemunho edifica vidas. La testimonianza edifica vite. Amém? Amen. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, Quando ho consegnato la mia vita a Gesù, eu estava vendo um testemunho stavo guardando una testimonianza de um casal italiano. di una coppia italiana Tinha vindo para a Itália che era venuta in Italia e tinha tido um acidente gravíssimo. e aveva avuto un incidente gravissimo. O carro tinha ficado todo... Não se via quase o carro. La macchina era distrutta che quasi non si vedeva E Deus tirou o casal com 2 filhos desse carro. e Dio ha tolto la coppia con 2 figli da questa Sem um macchina, arranhão. senza un graffio. Era algo impossível. Era qualcosa di impossibile. Mas eu digo sempre que aquele testemunho Deus tinha preparado para mim. Io dico sempre che questa testimonianza Dio aveva preparato per me, Porque eu falei, Deus, perché ho detto: Dio, se tu realmente existe, tu veramente esisti, como fizeste com Como esse hai casal, fatto com esses filhos, con questa coppia, questi figli, faça na minha vida. fai nella mia vita. Deus é fiel, Deus tem todo o poder. Dio è fedele, Dio ha tutto il potere. Eu creio que Deus curou pessoas. Credo che Dio ha curato persone. Entra em contato depois com o pastor. Dopo entra in contatto con il pastore. Amen. Amen. Deus é fiel. Dio è fedele. Muito feliz de estar com vocês nessa tarde. Molto felice di essere qui con voi questa sera. Deus fez mais aquilo que a gente pode imaginar. Dio ha fatto più di quello che potevamo immaginare. Sabe, com esses anos de ministério Sapete, con questi anni di ministero e vendo tantas coisas de Deus, e vedere tante cose di Dio, eu aprendi uma coisa. ho imparato una cosa. Hoje em dia está cheio de artistas, Oggigiorno è pieno di artisti, pessoas querendo fazer shows com as coisas de Deus. persone che vogliono fare dei show con le cose di Dio. Deus cura pessoas, cura. Dio cura persone, sì, Mas cura. Deus cura para que o seu nome seja Ma exaltado. Dio cura perché il suo nome sia esaltato. Não para que nós sejamos conhecidos, Non perché siamo conosciuti, mas que o seu nome seja ma exaltado. che il suo nome sia esaltato. Amém? Amen. Deus é fiel. Dio è fedele. Dê testemunho ao Senhor. Date testimonianza al Signore. Quero passar a palavra ao pastor. Voglio passare la parola al pastore. Quero agradecer a Deus Voglio ringraziare Dio pelo carinho, per l'affetto, pelo amor, per l'amore, por essa confiança. per questa confidenza. E quero pedir algo agora, já como nós estamos como igreja. E voglio chiedere qualcosa, già, dato che Queria siamo come pedir à chiesa. esposa Andréia que viesse aqui. Vorrei chiedere alla pastora Andrea E che venisse também qua. ó, as pessoas que estão colaborando com o ministério do pastor diretamente, vem aqui à frente também. Anche i collaboratori diretti del ministero del pastore che vengono qua Nós davanti. como igreja queremos orar por eles. Che come chiesa vogliamo pregare per loro. Collaboratori.
Os líderes que estão direto no teu ministério, que pode vir aqui para frente a gente orar. Leader che sono Juntos. diretti nel tuo ministero che possiamo pregare insieme. Isso. Sabe que uma coisa que eu aprendi e estou aprendendo cada dia mais é o poder da oração. Sapete una cosa che imparo ogni giorno è il potere della preghiera. Muitas vezes nós esquecemos de orar Molte volte ci pelos nossos dimentichiamo líderes, di pregare per i nostri leader, pelos nossos pastores, i nostri pastori, pelas pessoas que nos estão dando sustento espiritual. per le persone che ci danno un sostegno spirituale. E hoje eu quero convidar você E oggi voglio invitare te a orar por eles. a pregare per loro. Não hoje, não Non só oggi, hoje, non solo oggi, todos os dias. tutti i giorni, Todos os dias. tutti i giorni. Vamos levantar nos nossos lugares. Ci alziamo dai nostri posti. A tua palavra La tua parola, que você vai lançar nesse ministério pastoral e de líderes que estão aqui, tu lancerai in questo ministero pastorale di leader che ci sono qua. a tua palavra é poder. La tua parola ha potere. Se tu ficas parado e não diz nada, Se tu stai fermo e non dici niente, você perdeu a chance de abençoá-los. hai perso la possibilità di benedirli. E eu quero te motivar E io voglio motivarti a você abrir os teus lábios ad aprire la tua bocca e dizer palavras de bênção para a vida deles. e dire parole di benedizione per le loro vite. Palavras frutíferas. Parole fruttifere. Aquilo que sai do teu coração. Quello che esce dal tuo cuore. Vamos orar juntos? Preghiamo insieme. Concorda comigo? Concordi con me? Levanta tuas mãos e estende para cá. Alza le tue mani e verso di qua. Te agradecemos, Senhor, Ti ringraziamo, por Signore, esses líderes, per questi leader, por esses pastores, i pastori, pela liderança que está apoiando esse ministério aqui em Verona. per la leadership che appoggia il ministero di Verona. Pai, estende a tua mão de poder. Padre, stendi la tua mano di potere. Usa-os para a tua glória. Usali per la tua gloria. Senhor, aqui estão esses vasos Signore, qui sono questi vasi que necessitam ser reenchidos com o teu poder, che hanno bisogno di essere riempiti del tuo potere, fortificados com o teu poder. fortificati con il tuo potere. Pai, em nome de Jesus, Padre, in nome di Gesù, clamamos por uma nova unção fresca na vida clamiamo deles. per una nuova unzione fresca nelle loro Que a vite. partir deste momento, Che a Senhor, partire da questo momento, tu Signore, está tocando nessas tu vidas. stai toccando in queste vite. Tu está passando por aqui. Stai passando per di qua. Tu está edificando esses ministérios. Stai edificando questi Tu ministeri. está dando saúde aos seus corpos, Stai dando salute ai loro corpi, força nos seus corpos, forza ai loro corpi, para que eles estejam fortes para ministrar a tua palavra, perché siano Senhor. forti per ministrare la tua parola, Signore. Usa-os para a tua glória. Usali per la tua gloria. Deixa que eles façam experiências contigo, Lascia Senhor. che abbiano esperienze con te, Signore. Nas casas, nas famílias, nos amigos. Nelle case, nelle famiglie, con gli amici. Usa eles. Usali. Esses líderes, vocês que estão aqui agora, Voi levanta, che siete qui. põe as mãos assim para frente. Alzate così le mani. Senhor, vê essas mãos. Signore, vedi queste mani. Mãos para abençoar. Mani per benedire. Mãos para tocar em enfermos. Mani per toccare nei malati. Usa-os. Usali. Onde tiver um enfermo, Senhor, Dove ci sarà un malato, Signore, deixa que eles façam experiências. lascia che abbiano esperienze. Que eles possam ver o teu poder fluindo através das mãos deles. Che possono vedere il tuo potere fluendo attraverso le loro mani. Em nome de In Jesus. nome di Gesù. Há poder C'è potere no teu nome, nel Jesus. tuo nome, Gesù. Te louvamos. Ti lodiamo. Em nome de Jesus. In nome di Gesù. Amém. 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 E amém. E amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Applaudi il Signore. Finché il gruppo di lode sale per un'ultima lode, per ringraziare il Signore, per adorare il Signore questa sera, per quello che ha fatto nelle nostre vite, per quello che farà in questi giorni. Perché io credo veramente quello che è stato predicato qua, e credo che cure arriveranno nelle nostre vite, e credo che questa sera persone si sono riavvicinate a Dio attraverso l'amore che è stato predicato questa sera.
Prima di uscire, non dimenticarti di salutare il pastore Paolo che è stato qua. Sappiamo che è soltanto la prima volta che verrà qua, ma io credo che sarà una lunga collaborazione, lunga e fruttuosa, non soltanto per la Chiesa, ma per la vita individuale di ognuno di noi. Amen. Lodiamo ancora il Signore con una lode prima di salutarci questa sera. Amen, come ha dichiarato il pastore questa sera, dichiariamo anche noi che tu sei fedele e non ci lasci. Anche se non vedo cosa c'è davanti a me, io Dichiara di te mi fido. di te mi anche se non vedo cosa c'è davanti a me, io di te, Signore, di te mi fido. Dammi un cuore che non c'è, dammi un cuore che non teme, guidami. Dammi un cuore che perdona, una fede che continua a credere. È buio intorno a me, il vento è forte, ma tu non mi lasci, tu non mi lasci. La notte è buia, ma il giorno arriverà, la tua luce in me mi sta cambiando. Dammi un cuore che non cede, dammi un cuore che non teme, guidami, dammi un cuore che perdona, una fede che continua a credere. Dammi un cuore che non c'è, dammi un cuore che non teme, guidami. Dammi un cuore che perdona, una fede
fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Sei fedele. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Sulla chiesa, amen. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, Non mi lasci. Amen, alleluia. Usciremo di qua sapendo che il nostro Dio è fedele. Facciamo un grosso applauso al Signore. Amen. Stiamo già terminando. Vi ricordo che questa sera c'è la cucina, quindi dopo non andate via, restate qua, mangiamo qualcosa insieme. Prima di finire vogliamo fare gli auguri, abbiamo una lunga lista di festeggiandi questa sera, quindi facciamo gli auguri a tutte le persone che hanno compiuto gli anni in questa settimana. Prego, cominciamo a salire. Tainara, Sonia, c'è Alberto, ecco Alberto che arriva, stanno andando a chiamare la Renata. C'è qualcun altro che ha compiuto gli anni questa settimana? Daniel non hai compiuto gli anni? La Renata stanno chiamando. Washington hai compiuto gli anni questa settimana? Sicuro? A me, allora stendiamo le nostre mani, tu che credi che nelle tue mani Dio ha dato il potere per benedire vite, stendi la tua mano verso di loro per benedire questo nuovo settimana hanno iniziato. Padre, vogliamo mettere oggi nelle tue mani la vita di Tainara, di Sonia, la vita di Alberto e di Renata che in questa settimana hanno compiuto un nuovo anno di vita. Ti chiediamo, Signore, di donare pace, salute, allegria, serenità alle loro vite, rendendo la tua presenza sempre costante all'interno di questo loro viaggio, di questo loro cammino. Benedici il loro anno nel nome di Gesù. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Parabéns pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen.
E allora che Dio possa benedire la settimana di tutti quanti noi, che Dio possa portare il suo spirito e la sua presenza sulle nostre case, donando la sua pace, la sua serenità, la sua gioia ad ogni famiglia qua presente. E che l'amore di Dio, che la grazia di Gesù Cristo e che la comunione dello Spirito Santo sia con tutti quanti noi, e insieme possiamo dire Amen.